Buonasera, benvenuti al TG Sicilia. Vediamo i titoli di questa edizione. Sabato i solenni funerali di Papa Francesco, cerimonia prevista per le 10 in San Pietro. Tra le ipotesi sulla morte del pontefice quella di un ictus emorragico. Numerose le veglie di preghiera in Sicilia. Il governo intanto annuncia 5 giorni di lutto nazionale. Al nostro TG ricordo di Papa Francesco di Lorefice, renne del presidente della CESI Raspanti. Dobbiamo fare tesoro della sua eredità. Nicola Lucifora sarebbe stato ucciso per gelosia con 5 coltellate. La vittima, di 17 anni, avrebbe corteggiato la fidanzata del 22enne fermato che ha confessato l'omicidio. La Procura di Catania ha chiesto il rinvio a giudizio per violenza sessuale nei confronti di 2 detenuti che avrebbero tentato di abusare di un altro carcerato. Uno di loro aveva partecipato nel 2024 allo stupro alla Villa Bellini. Ancora nessuno iscritto nel registro degli indagati per la morte del piccolo Thomas, che si è schiantato con una minimoto. Oggi la Polizia Municipale ha ascoltato il padre del bambino. In via Cappuccini a Catania è inaugurata la Bottega di Donne in Azione, uno spazio dedicato a tutte le donne dotate di creatività e talento che potranno vendere le proprie creazioni artigianali nel cuore della città. Calcio in Serie B, dopo il rinvio di ieri slitta anche la gara di campionato del Palermo a Catanzaro, prevista per sabato, giorno dei funerali del Papa. In C posticipate a domenica tutte le partite con inizio alle ore 20. Bentrovati, lo avete sentito, si svolgeranno sabato i solenni funerali di Papa Francesco. La cerimonia è prevista per le ore 10 in San Pietro, annunciata la presenza di tanti capi di Stato. Intanto il Consiglio dei Ministri ha stabilito 5 giorni di lutto nazionale. Tra le ipotesi sulla morte del pontefice quella di un ictus emorragico. Numerose le veglie di preghiera in Sicilia. Ci dice tutto nel servizio Orazio Longo. L'Italia si ferma, il mondo piange. La morte di Papa Francesco squarcia le anime dei fedeli che in queste ore stanno arrivando a Roma da ogni angolo del globo per dare l'ultimo saluto al pontefice che se n'è andato ieri alle 7:35 del mattino a 88 anni. Sabato alle 10 il funerale in piazza San Pietro con la partecipazione dei capi di Stato. La cerimonia sarà presieduta dal decano del collegio cardinalizio. Domani il feretro sarà portato nella basilica di San Pietro. Il corpo sarà esposto in una bara di legno rivestita di zinco ma senza catafalco né uso del bastone pastorale come da volontà papale. La stessa volontà che, dopo la messa, vuole la traslazione a Santa Maria Maggiore dove avverrà la tumulazione in una tomba semplice. Il Consiglio dei Ministri ha stabilito da oggi 5 giorni di lutto nazionale. Un caso unico, erano stati 3 per Giovanni Paolo II e 1 per Paolo VI e Papa Luciani. Bandiere a mezz'asta sugli edifici pubblici, 1 minuto di silenzio nelle scuole e c'è già chi lo vorrebbe santo subito. L'inizio del conclave per l'elezione del nuovo pontefice potrebbe essere tra il 5 e il 10 maggio e intanto emergono alcuni dettagli in più sulle ultime ore di Papa Bergoglio. Sembrerebbe che a causarne la morte sia stato un ictus emorragico non strettamente legato alla polmonite che lo aveva portato al ricovero al Gemelli. Papa Francesco ieri mattina si sarebbe svegliato alle 6, poi alle 7 il malessere che avrebbe fatto subito pensare a un ictus cerebrale. Tra le ultime cose che avrebbe detto durante la giornata di Pasqua in piazza San Pietro, il ringraziamento al suo infermiere che gli aveva permesso il giro in papamobile tra i fedeli. In Sicilia proseguono le iniziative di preghiera. Domani messa a suffragio in cattedrale a Catania, mentre nella chiesa del Gesù a Palermo si ritroveranno le comunità dei gesuiti a cordoglio di un papa che è stato il primo pontefice appartenente alla Compagnia di Gesù. L'arcivescovo Lorefice ha convocato i fedeli per giovedì alle 18:30 in cattedrale. E a proposito di Lorefice, ha detto era un papa impregnato di Vangelo. Queste le parole dell'arcivescovo di Palermo, ma sono intervenuti anche altri. Dobbiamo fare tesoro della sua eredità, per esempio ha detto Monsignor Raspanti, presidente della Conferenza Episcopale Siciliana, a ricordare Papa Bergoglio anche l'arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna. Li sentiamo in questo servizio di Marco Gulla. Io ancora non ero consacrato. Quando mi disse poi te lo dirò perché ti mando a Palermo, ma tu intanto promettimi di rimanere quello che sei.
Si commuove quando riguarda la foto che lo ritrae assieme a Papa Francesco. L'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice ricorda con amore il Santo Padre che nel 2018 venne nel capoluogo siciliano in una visita che rimarrà scolpita per sempre nella mente dei siciliani. Per me è stato un padre, dice Lorefice, che poi vuole ricordare Papa Bergoglio con un episodio. Lui era un uomo che era impregnato di Vangelo. Una volta gli dissi, eravamo tutti e due, ma santità, ma quanta zizzania c'è? E lui mi rispose, se c'è la zizzania vuol dire che c'è il buon grano. L'arcivescovo Lorefice sarà sabato a Roma per i funerali del Papa, così come Monsignor Antonino Raspanti, vescovo di Acirreale, presidente della Conferenza Episcopale Siciliana. Dobbiamo fare tesoro della sua eredità, dice Raspanti. È una ricchezza pesante, un'eredità ricca e io, come penso tanti cristiani, ne sentiamo la responsabilità di non lasciar cadere, di non tralasciare per strada qui e lì pezzi importanti del suo magistero, del suo pontificato. Ricordo che arriva anche dalle parole dell'arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna. Il suo sguardo era uno sguardo che riusciva ad abbracciare tutti e a mettere a proprio agio tutti. Non mancavano nelle sue parole mai riferimenti soprattutto all'attenzione che un vescovo deve avere soprattutto nei confronti dei più poveri. Adesso cambiamo pagina. Nicola Lucifora sarebbe stato ucciso per gelosia. Sarebbero 5 le coltellate inflitte sul suo corpo da un 22enne che ha confessato l'omicidio che, ricordiamo, è avvenuto a Francofonte nel Siracusano. La vittima di 17 anni avrebbe corteggiato la fidanzata del rivale del giovane. Francesca Loi. Ci sarebbe la gelosia dietro all'omicidio di Nicola Lucifora a Francofonte nel Siracusano. Il 17enne sarebbe stato ucciso perché corteggiava la fidanzata del 22enne, che conosceva dai tempi dell'infanzia. Un atteggiamento che il ragazzo, qualche anno più grande di lui, non ha accettato. Così, nella notte di Pasqua è scoppiata la rissa con il ferimento mortale. Il giovane reo confesso, in stato di fermo, sarebbe crollato durante l'interrogatorio raccontando tutto. Da una prima ispezione cadaverica sarebbero 5 le coltellate inflitte sul corpo di Nicola, prima alla schiena, poi al torace, l'ultima alla gamba. Tutto davanti a decine e decine di testimoni, tra la movida del sabato sera. Per i funerali servirà ancora qualche giorno. Prima dovrà essere eseguita l'autopsia. Intanto tutta Francofonte è ancora sotto shock per una violenza tra giovani che sembra essere sempre più diffusa. La Procura di Catania ha chiesto il rinvio a giudizio per 2 detenuti che avrebbero tentato di abusare di un altro carcerato. Uno di loro faceva parte del branco che ha violentato una 13enne alla Villa Bellini. Desiree Ferlito. In 2 tentano di violentare un detenuto in una casa circondariale della provincia etnea. Si tratta di un romeno di 31 anni e di un egiziano di 20, già detenuto perché imputato per l'aggressione sessuale di gruppo avvenuta il 30 gennaio del 2024 ad una 13enne nella Villa Bellini di Catania, alla presenza del fidanzato della vittima. L'aggressione in carcere, per la quale la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio dei 2 detenuti, è stata sventata grazie alla tempestiva reazione della vittima e all'intervento di un altro detenuto, come ricostruisce il sito lasicilia.it, e sarebbe avvenuta il 6 agosto dello scorso anno. Il 20enne egiziano è imputato col rito ordinario davanti alla seconda sezione penale del Tribunale di Catania, assieme ad altri 3 suoi connazionali maggiorenni per lo stupro di gruppo su una 13enne alla Villa Bellini. La prossima udienza è prevista il 6 maggio. Il detenuto che avrebbe subito la tentata violenza in carcere, adesso libero, è rappresentato dall'avvocata Eleonora Baratta, la penalista che assiste il fidanzato della 13enne, che è pronta a costituirsi parte civile all'udienza preliminare. Non c'è ancora nessun iscritto nel registro degli indagati per la morte del piccolo Thomas, il bimbo che si è schiantato con una minimoto contro un muro. Oggi la polizia municipale ha ascoltato il padre del bambino. Manlio Viola.
Ho tentato di tenere la minimoto dal parafango, ma mi è sfuggita. Antonio Viviano, il padre di Thomas, il bambino di 4 anni, morto dopo essersi schiantato contro un muro con la minimoto, ammette di essere stato presente all'incidente. In via indiretta ammette di aver avuto un ruolo nella morte del figlio, derivante dalla sottovalutazione del pericolo. L'uomo, palesemente a lutto, ha raccontato quel giorno terribile agli investigatori, che lo hanno ascoltato a sommarie informazioni dopo che la procura ha aperto un fascicolo conoscitivo sull'incidente in seguito alla prima relazione della Polizia Municipale. Una relazione nella quale la stessa municipale avanza 2 ipotesi di reato sulle circostanze dell'incidente, avvenuto lo scorso 7 aprile in via Giordano Bruno, a Bocca di Falco, a pochi passi dall'abitazione della famiglia nel Palermitano. La procura non ha ancora deciso nulla e il fascicolo è stato aperto senza l'iscrizione di alcuno nel registro degli indagati, anche se dopo questo interrogatorio è possibile che le cose cambino a breve. L'interrogatorio stesso è avvenuto nella caserma di via Ugo La Malfa della municipale, davanti agli agenti dell'infortunistica che hanno effettuato i rilievi. Secondo gli accertamenti proprio della municipale, il mezzo, che era provvisto di rotelle, non poteva essere utilizzato dal bambino su strada. Non ho fatto in tempo ad evitarlo, tenevo il parafango ma non sono riuscito ad evitare l'impatto, ha spiegato il padre. Il verbale anche di questo interrogatorio è stato spedito in procura. Adesso si attende la decisione del PM. Restiamo in provincia di Palermo. 2 agenti della Polizia Municipale di Bagheria sono stati aggrediti, minacciati e offesi. I 2 vigili urbani stavano eseguendo alcuni controlli ed elevato multe per sosta irregolare quando sono stati raggiunti e aggrediti da un automobilista. Entrambi gli agenti hanno riportato lesioni. A Catania invece un infermiere del pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi Centro è stato colpito al volto con una bottiglia d'acqua da un 45enne, riportando un ematoma allo zigomo sinistro giudicato guaribile in 10 giorni. L'aggressione è avvenuta ieri pomeriggio dopo che la donna che aveva ricevuto l'assistenza ritenuta necessaria era stata dimessa. L'azienda ospedaliera, il direttore dell'azienda ospedaliera Giuseppe Giammanco ha avviato le procedure per denunciare l'aggressore. E adesso ci spostiamo nell'Agrigentino, parliamo della tragedia di Castel Termini. Sul corpo della donna trovata carbonizzata in casa ci sarebbero segni evidenti di violenza. Davide Sardo. Cranio fracassato e femore spezzato. E questo è il primo inquietante responso del medico legale sul corpo di Filomena De Marco, la 68enne di Castel Termini, ritrovata senza vita nella sua abitazione, una villetta isolata alle porte del paese. La donna, rinvenuta completamente carbonizzata tra le stanze distrutte dalle fiamme, potrebbe essere stata uccisa prima che l'incendio avvolgesse la casa. E questa l'ipotesi su cui stanno lavorando gli inquirenti. Una ferita profonda alla nuca e la frattura del femore fanno pensare ad un'aggressione violenta, forse mortale, avvenuta poco prima del rogo. La Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un'inchiesta per fare luce sull'accaduto. Disposta l'autopsia sul corpo della vittima con l'obiettivo di chiarire se Filomena sia morta per i colpi ricevuti o per le ustioni causate dal fuoco. Non si esclude l'ipotesi che l'incendio sia stato appiccato volontariamente per cancellare le tracce del delitto. L'intera comunità di Castel Termini è sotto shock. La donna, descritta da tutti come riservata e tranquilla, viveva da sola con i suoi cani. I carabinieri stanno raccogliendo testimonianze e visionando eventuali immagini di videosorveglianza nella zona. Il fascicolo è al momento a carico di ignoti. Gli investigatori non escludono alcuna pista. Ha provato a rialzarsi dopo aver scontato 28 anni in cella per l'omicidio eccellente di Maurizio Gucci, il fondatore della famosa casa di moda che è avvenuto a Milano nel 1995, ma oggi è ripiombato al centro di un rompicapo giudiziario con esito tragico. Stiamo parlando di Benedetto Ceraulo, di 63 anni, originario di Caltanissetta, che ha sparato in faccia al figlio al culmine di un litigio prima di tentare di togliersi la vita. Ora è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Pisa, mentre il figlio di 37 anni se la caverà, anche se è rimasto ferito al volto, raggiunto appunto dai colpi di pistola. E adesso cambiamo decisamente argomento, parliamo di emergenza siccità ma anche di sprechi idrici. Mentre gli agricoltori lottano con la carenza d'acqua, ogni anno milioni di metri cubi di risorsa depurata finiscono inutilizzati in mare. A denunciarlo è l'associazione Mare Amico. Sentiamo.
In una Sicilia sempre più assetata, dove la siccità minaccia le coltivazioni e mette in ginocchio gli agricoltori, ogni anno oltre 12 milioni di metri cubi d'acqua depurata finiscono direttamente in mare. Acqua trattata, disinfettata, perfettamente riutilizzabile a scopo irriguo. A denunciarlo è Mare Amico, che parla di un paradosso intollerabile nel comprensorio gestito dal Consorzio Agrigento 3. I depuratori di Sciacca, Ribera, Licata e presto anche quello di Agrigento producono acqua pronta all'uso, ma nessuna rete efficiente ne permette il recupero per l'agricoltura. Il risultato è uno spreco enorme in un territorio dove il fabbisogno supera i 50 milioni di metri cubi all'anno, ma nel 2025 ne sono stati distribuiti appena 17. E non finisce qui. A Ribera nuove elettropompe acquistate dalla regione per l'irrigazione sono ferme da mesi, impianti mai entrati in funzione, mentre l'acqua del fiume Sosio, anziché raggiungere i campi, continua a essere scaricata a mare. Il quadro si aggrava guardando ai dati del Centro di ricerca sugli enti pubblici. La Sicilia è tra le peggiori in Italia per dispersione idrica, con oltre il 50% dell'acqua persa lungo la rete. Palermo, Siracusa e Agrigento le province più colpite. Mare Amico lancia un appello all'assessorato regionale agricoltura. Servono interventi urgenti, concreti, per trasformare lo spreco in risorsa e affrontare con serietà l'emergenza idrica. Primo giorno del servizio Smart Parking a Messina, con l'avvio dei parcheggi numerici e l'attivazione dei parcometri. Francesco Triolo. A Messina il parcheggio diventa smart e oggi il primo giorno del nuovo sistema con l'attivazione dei parcometri, una novità grazie a oltre 5.000 sensori installati nei mesi scorsi in città e oltre 45 parcometri che consentiranno di pagare il parcheggio in alternativa alle classiche applicazioni sugli smartphone oppure l'acquisto dei ticket dal tabaccaio. Sarà possibile quindi, tramite i display informativi che sono collocati all'inizio di ogni via, e sono 50 dislocati in tutta la città, capire quanti parcheggi liberi vi sono. È chiaro che il sistema di smart parking funziona quando il cittadino lo utilizza a regola d'arte. Il sistema è piuttosto intuitivo, si dovrà selezionare il tipo di parcheggio tra ordinario, ibrido, pass elettrico e ZTL, e se nelle applicazioni di parking il numero c'è già, bisogna inserire solo quello dello stallo. Nei parcometri invece occorrerà inserire anche la targa, dati entrambi necessari in caso di acquisto del biglietto dal tabaccaio. Non soltanto i cittadini messinesi devono cambiare cultura e mentalità, ma anche noi tabaccai, perché è soltanto una questione di approccio a un nuovo servizio. Da stamattina inoltre sono attivi anche i 50 display che conteranno quanti parcheggi liberi ci sono in ogni via del centro, che tra qualche settimana saranno disponibili anche attraverso un'applicazione sullo smartphone, così da monitorare la presenza di stalli vuoti. Sarà un'applicazione, proprio la vera e propria applicazione di ATM, che ci permetterà, in un discorso molto più ampio, di studiare un vero e proprio percorso di trasporto da metà giugno in poi. Una bottega per tutte le donne dotate di creatività e talento, che potranno vendere le proprie creazioni artigianali appoggiandosi ad un negozio fisico nel cuore del centro storico di Catania. In via Cappuccini è stata inaugurata questo pomeriggio la bottega di Donne in Azione. C'era per noi Eva Spampinato. Una possibilità di riscatto rispetto alle difficoltà che la vita ha posto loro davanti è un'occasione per esprimere anche la loro creatività. Ecco cosa c'è dentro questa piccola bottega che si trova al numero 9 della salita dei Cappuccini a Catania. Una nuova occasione di vita e di lavoro per tante donne in difficoltà che vivono in strutture protette. Abbiamo case accoglienza per donne in difficoltà e vittime di violenza, facciamo dei corsi di cucito, ceramica, pittura, e loro attraverso questi corsi realizzano degli oggetti che venderemo qui in questa bottega. La bottega Donne in Azione è una impresa sociale ed è stata inaugurata dall'arcivescovo di Catania, Luigi Renna, nel segno dell'inclusione e dell'importanza che hanno avuto le donne anche nella narrazione di Papa Francesco. Ci sono altri prodotti realizzati, per esempio da Nina, che è una ragazzina con la sindrome di Down, altri ospiti di altre strutture, per esempio c'è l'Abbraccio, che è una comunità per malati di mente. Abbiamo fatto 2 contratti di lavoro per 2
persone anche loro senza lavoro, e quindi diciamo che gli abbiamo dato l'occasione di potersi appunto mantenere, e questo è anche un altro traguardo importante. Donne in Azione è un trampolino di lancio per quei prodotti realizzati da donne che cercano uno spazio e che lo meritano. A Messina il Museo dell'Informatica, nato su iniziativa di 3 appassionati. Vediamo. Dal 1977 ai giorni nostri, un viaggio nel tempo, nella storia, nell'evoluzione dell'informatica, dai primi laboratori ai moderni computer, dalle console più rudimentali a quelle di ultima generazione. È il Museo di Computer Vintage, inaugurato a Messina e fondato da 3 appassionati, Biagio Natorio Rioles, Alessandro Coletto e Tonino Bisazza. L'esposizione che ha come obiettivo ambizioso quello di preservare e divulgare il patrimonio storico informatico. A muovere tutto è la passione per la tecnologia. È la passione, perché solo la passione può effettivamente far crescere e nascere tutto questo. La passione per i vecchi computer, la passione che nasce da quando avevo 5 anni e mio padre mi regalò il Commodore 64. Ma rappresenta soprattutto un viaggio nel tempo, perché l'informatica quando abbiamo iniziato noi ragazzi era una cosa per pochi, adesso è di uso comune e la gente non si rende conto del viaggio e dei grandi progressi che sono stati fatti, ed è una macchina del tempo che ci riporta anche a quell'epoca e a quel periodo storico. Qualche pezzo difficile da trovare come l'Apple II o alcun adattamento alla tecnologia moderna con ChatGPT e l'intelligenza artificiale in grado di funzionare su un PC degli anni 80. Ovviamente l'interfaccia vedi è molto spartana, quella della grafica 8 bit di una volta, però il prompt è quello che noi utilizziamo nei browser moderni, quindi a questo punto io posso fargli qualsiasi domanda. Conosci il Commodore 64 e lui si collega, ovviamente fa la domanda e risponde come se rispondesse nello stesso prompt che noi abbiamo che utilizziamo adesso con i nostri dispositivi. L'ingresso al museo è gratuito ed è possibile nella giornata di sabato. Ci fermiamo per una breve pausa, ritorniamo tra poco con la nostra pagina dedicata al calcio. Slittano a domenica le partite di Serie B e Serie C, naturalmente per i funerali di Papa Francesco che si terranno appunto sabato mattina. Ci fermiamo appunto, vi aspetto tra poco. Bentrovati, seconda parte del nostro telegiornale, adesso lo sport. Abbiamo detto prima che il governo ha dato 5 giorni, ha decretato 5 giorni di lutto nazionale. Questo implica anche delle conseguenze per quanto riguarda le manifestazioni sportive e soprattutto le partite, con alcuni cambiamenti nel calendario. Partiamo dalla Serie B dopo il rinvio delle partite di ieri, tra cui anche quella del Barbera tra Palermo e Carrarese. È stata comunicata la data del recupero che sarà il 13 maggio. Slitta anche la gara del campionato prevista sabato. Catanzaro-Palermo, è appena uscita un'agenzia, quindi per la 35esima giornata di Serie B. Ecco, la partita si giocherà domenica 27 aprile alle 15 invece che sabato 26 aprile, appunto in concomitanza dei funerali di Papa Francesco. Lo ha reso noto la Lega Serie B, preso atto della comunicazione del presidente del CONI Malagò, che ha recepito le indicazioni contenute appunto nel DPCM del 22 aprile. E allora intanto sentiamo, a proposito della Palermo, il servizio di Marco Gullà. Dopo il rinvio di Palermo-Carrarese di ieri, nel giorno di Pasquetta, anche la prossima partita di campionato dei rosanero, quella di sabato a Catanzaro, sarà rinviata. In seguito alla scomparsa di Papa Francesco, avvenuta lunedì 21 aprile, il governo italiano ha proclamato 5 giorni di lutto nazionale da oggi fino a sabato 26, data in cui si svolgeranno i funerali solenni in Vaticano alle ore 10. Come conseguenza, tutte le partite previste per quella giornata verranno ufficialmente rinviate, tra cui
ovviamente il match che i rosanero avrebbero dovuto giocare a Catanzaro alle 17:15. L'annuncio è arrivato al termine del Consiglio dei Ministri per bocca del ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, che ha annunciato la sospensione delle partite per sabato, il giorno dei funerali. Domenica le partite si giocheranno regolarmente. Ora si attende la nota della Lega sulla data per il recupero delle gare che erano fissate sabato. Il match, che invece si sarebbe dovuto giocare ieri tra il Rosanero e la Carrarese, è stato rinviato a giorno 13 maggio. Ecco, nota che dicevamo è appena arrivata, quindi Catanzaro-Palermo si giocherà domenica 27 aprile alle ore 15. In Serie C, Catania, Trapani e Messina si preparano agli ultimi 90 minuti sperando di centrare i rispettivi obiettivi. Sentiamo il servizio di Marco Carli. Una corsa per i rispettivi obiettivi nell'ultima giornata di campionato. Catania, Trapani e Messina guardano ai 90 minuti che concluderanno la regular season. I rossazzurri saranno a Potenza, forti del loro quinto posto in classifica, che è rimasto tale dopo il turno precedente in cui i ragazzi di Toscano hanno riposato. Il Benevento infatti è uscito sconfitto nel match interno con il Trapani, mentre il Potenza ha perso a Latina. A questo punto il Catania, che non avrà lo squalificato Quaini, con una vittoria a Potenza è certo di conservare il quinto posto, così come con un pareggio e la mancata vittoria del Benevento con il Giuliano. Il pareggio con altre condizioni e la sconfitta porterebbero invece gli etnei ad oscillare fra il sesto e l'ottavo posto. Ricordiamo che il quinto e il sesto posto garantiscono il primo turno in casa, con 2 risultati su 3 a disposizione per proseguire il cammino. Il quinto posto garantirebbe analogo vantaggio anche nel secondo turno. Per il Trapani, che con il ritorno di Aronica ha ripreso a fare punti, il conteggio è più facile. Senza Toscano e Silvestri squalificati, i Granata per andare ai playoff devono vincere con la Casertana e sperare nella contemporanea sconfitta interna del Giuliano col Benevento. Il Messina, per ottenere l'accesso ai play-out, è padrone del suo destino, deve vincere con la Juve Next Gen e a quel punto, anche se la Casertana battesse il Trapani, la squadra di Gatto, a cui mancherà lo squalificato Ingrosso, sarà certa degli spareggi salvezza. Nella corsa potrebbe finire anche il Foggia in caso di sconfitta o pari con il Picerno. E naturalmente anche il campionato di Serie C vedrà slittare appunto le partite previste per sabato, quindi si giocheranno tutte domenica con inizio alle ore 20. Noi ci fermiamo per un'altra pausa, ritorniamo tra poco con gli ultimi aggiornamenti. Non ci sono aggiornamenti, è tutto per questa edizione del TG Sicilia. Grazie per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di serata.